Con una laurea in tasca, per trovare lavoro è dovuto migrare negli Stati Uniti. Questa è la storia di un professore veneziano che dopo 30 anni di splendida carriera universitaria a stelle e strisce, ora come riscatto è tornato nella sua Venezia. Ha aperto un'attività e ha deciso di dare opportunità lavorative, ma soltanto e rigorosamente a veneziani del centro storico. Lui è Fabio Carrera, veneziano 55enne di Sant'Elena. Abbiamo questa impresa a Venezia che è appena nata, che ha come obiettivo creare altre imprese, cercando di tenere i giovani talenti veneziani a Venezia prima che emigrino da qualche altra parte come ho fatto io. E l'obiettivo è di creare 120 posti di lavoro in 5 anni, A Venezia Centro Storico. tutti a Venezia in centro storico. Tra ambizione e conoscenza, l'obiettivo è quello di realizzare una Silicon Lagoon made in Venice in ambito tecnologico, richiamando anche da fuori i veneziani costretti a trasferirsi per ragioni di lavoro. Sì, ne stiamo già tirando da fuori, diciamo, però sì, tutti e due, sia importazione di nuovi residenti, sia ritenzione e tenere quelli che ci sono già.